E oggi veramente è una puntata al profumo di mare. Li facciamo vedere subito? Sì. Quindi da dove vengono? Questi vengono dalla Liguria, ma guardate come sono belli, guardate. Il Gambero Rosso di Santa Margherita Ligure al centro della puntata di Un posto a tavola, il programma di TVL Pistoia che attraverso le emittenti televisive della rete Corallo viene trasmesso in tutta Italia. Ospite della trasmissione in qualità di chef una ristoratrice del nostro entroterra. Barbara Ferrera che ci raggiunge, eccola qua. Vado a prenderla? Eccola vieni qua, Barbara, vieni. Barbara, Ciao. Barbara. E naturalmente non potevamo che avere un cuoco che viene proprio da quelle terre, abituata a cucinare, a trattare questi prodotti, è vero? Geolocalizzati, da dove vieni precisamente? Allora, io precisamente sono genovese, abito nell'entroterra tra Genova e la Riviera, comune di Lumarzo. Ecco. In realtà io abito sui monti, anche se vi ho proposto il gambero. Che bella la Liguria! La tavola che diventa dunque strumento di valorizzazione delle tipicità locali, ma non solo, anche di chi sul territorio lavora e mantiene le tradizioni gastronomiche. Soprattutto viene tanta fame a fare questa trasmissione, ma impariamo anche tanto. Tutte le tradizioni italiane vengono riportate in questo nostro format, tanti sono anche i prodotti che andiamo a scoprire. Diciamo che Un posto a tavola è proprio l'esaltazione del prodotto italiano, ma non solo del prodotto, anche della tradizione. In qualche modo facciamo un tour gastronomico per tutta Italia e ci permette questo anche di incontrarci con i responsabili delle emittenti, scambiarci esperienze, confrontarci, quindi in qualche modo diventa un po' una crescita per tutte noi piccole emittenti che abbiamo tutte da imparare le une dalle altre, per cui è una bellissima esperienza che ormai dura da 2 anni e speriamo di poterla continuare perché mi sembra molto fruttuosa.